Ed è buongiorno! Buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento quotidiano delle 12, tutti i giorni dal lunedì al venerdì e siamo arrivati a martedì, buon martedì 17 di novembre, benvenuti a questa nuova puntata, siamo pronti. Oggi ancora parleremo di arte, eh sì, perché abbiamo voluto sia la scorsa settimana ma anche questa settimana dare spazio alle nostre eccellenze artistiche, perché art is work, il lavoro dell'artista, la passione, la forza, e devo dire che anche oggi avremo una grande eccellenza siciliana, lui ballerino, coreografo, regista, ma anche direttore di teatro, il direttore del nuovo Teatro Orione della città di Palermo, ci racconterà un po' la sua storia. Anche in questo periodo molto particolare lui continua a non mollare, continua a camminare velocemente, così come diciamo tutti i giorni noi. E iniziamo nel nostro consueto modo? Grazie, 260.171 volte, 171 volte grazie. Proprio domenica, sapete, siamo arrivati insieme alle soglie del 260.000 amici, così come diciamo sin dall'inizio, continuiamo a camminare velocemente. Sapete, Io Compro Siciliano ormai ha presentato ufficialmente il suo piano industriale, è una realtà che ogni giorno viene condivisa da tutte le aziende, non solo dalle aziende, ma anche da tutti coloro che decidono di farne parte per sostenere il progetto del Made in Sicily, non solo qui da noi, ma nel mondo. Portare quella che è la nostra identità, qualità, la provenienza del Made in Sicily, e beh, tutto questo lo trovate concentrato all'interno del nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com, il grande marketplace del Made in Sicily, tutto firmato siciliano, porterà sulle vostre tavole i prodotti siciliani, i profumi, la tradizione, ma ancora non dimentichiamo nemmeno l'arte è la nostra arte, quindi le ceramiche, ma anche oggetti artistici. Visitate il nostro portale perché sono convinta che anche nel periodo delle feste deciderete di sostenere quello che sono le nostre aziende. Noi oggi vogliamo iniziare con un augurio, un buon compleanno al grande Carlo Verdone. Parliamo di arte, parliamo di artisti e beh, signore e signori, sono felice di avere in questo martedì con noi a Io Compro Siciliano Live Giuseppe Minnella. Salve, salve a Buongiorno. tutti. Buongiorno, ciao Katiuska. Ciao. Ciao Giuseppe, ciao. Ma da quanti anni conosco Giuseppe? Beh, sono veramente No, tanti. non diciamolo però, non diciamolo, perché Non noi diciamo, tanto l'età, non diciamo. noi tanto l'età non la dimostriamo completamente, siamo sempre giovani. Tu senz'altro no. Allora, Giuseppe Minnella è uno di quegli artisti siciliani che ha veramente tanto camminato. Lui nasce come danzatore, coreografo, regista e oggi, già veramente da un paio d'anni, anche direttore di teatro, direttore del nuovo Teatro Orione della città di Palermo. Giuseppe Minnella è un artista, è un direttore anche un po' fuori dalle righe, un po' fuori dai canoni, perché lui non veste in giacca e cravatta, lui mette su la sua tuta pronto per salire in scena, ma anche perché no, piantare un chiodo, ma anche perché no, interfacciarsi con quelle che sono le istituzioni, insomma, veramente tutto. Giuseppe, beh, Ah, oggi guarda, questa cosa mi fa ridere perché effettivamente è completamente atipico. Cioè, io mi ricordo una volta è venuto un tizio che doveva affittare il teatro, dal mio cuore. Cioè, allora, Officina Artistica del Sud è una realtà ormai da un po' di anni, sì. Io ci tengo sempre a ribadirlo. Officine Artistiche del Sud
sì, è Giuseppe Minnella, ma non esisterebbe senza Claudio Saia e Martina Petrungaro, perché diciamo che Salutiamo, esatto. siamo i tre che ci siamo imbarcati in questa avventura. Ora, è vero che io già facevo parte, coreografo teatro, questo è, però diciamo che ero quello che portava la bandiera. Però gli altri due elementi sono elementi eccezionali che mi continuano ad aiutare giornalmente. Insomma, sono molto, molto fortunato. Ma Officina Artistica del Sud, poi è tanta altra gente all'interno di Officina Artistica del Sud perché vedi, io credo di essere un leader un po' particolare e a volte tipo me ne pento perché poi alla fine sono sempre quello che porta più peso. Però quando tu lavori a stretto contatto con delle persone, con dei giovani, alcuni molto giovani, prima esperienza, in qualche modo devi essere una persona che loro devono ammirare. E come l'ammiri? Con il lavoro. Non c'è nient'altro, cioè non è soltanto la bravura di quando sei scena o non sei scena, è tutto quello che c'è dietro. A volte fanno vedere questa immagine di questo iceberg dove si vede soltanto la punta e sotto c'è tutto il resto. Tutto il resto è fondamentale che le persone che lavorano con te sappiano che non è un controllo da parte mia, ma è presenza sotto ogni punto di vista. Ora, ovviamente, con la cosa del teatro, questa grandissima cosa che mi è capitata, magari sono stato un pochettino meno presente, però ero sempre a stretto contatto con un po' di tutti, ma soprattutto, guarda, questa Officina Artistica del Sud mi ha permesso di conoscere dei talenti siciliani giovanissimi che magari non avrei mai incontrato. Voglio fare un paio di nomi perché è Sì. giusto che, visto che io compro siciliano, diciamo che deve portare le eccellenze a conoscerle. Allora, io ho incontrato per caso un certo Giovanni Vangelo, un ragazzo semplicissimo, un ragazzo eccezionale, che è colui che mi gestisce la parte sartoriale, che in pochissimo tempo si è fatto amare, ma per i modi di fare, ma per la preparazione. Ha fatto un costume. Io mi ricordo che forse tu l'hai visto Frozen. Sì, sì, certo. Frozen ha fatto, cioè il costume, quello che si leva in un micro millesimo di secondo che ha fatto lui, è un capolavoro di veramente di ingegneria, una cosa incredibile. E poi Confermo. c'è Stefania Saia che si è messa con lui e continua a fare i costumi. Adesso abbiamo una new entry per le scenografie, ma lei è anche make-up artist, sta facendo l'Accademia di Belle Arti, insomma, Senti Giuseppe, insomma, io ti fermo un un attimo elemento. perché mi stai dando Sì, spunti per tante cose. Allora, innanzitutto tu sì, adesso stavi parlando di quello che è importante dare spazio ai giovani, formare i giovani. Proprio per questo, all'interno del tuo teatro, e dico tuo perché c'è veramente questa, adesso ne parleremo anche durante l'intervista, questo forte senso di voler anche cambiare il brand, cambiare il modo di intendere il teatro, essere per tutti, il teatro alla portata di tutti davvero. Tu all'interno del tuo teatro hai anche un'accademia sì, artistica che forma sì, un po' in tutti i settori, adesso parlavi del lato costumi, lato scenografie, quindi sì, c'è veramente una sì, ma infatti formazione. Sì, sì, ci sono, quest'anno sono iniziate anche delle collaborazioni eccellenti. Una su tutte, Simona Filippone, ballerina del Teatro Massimo da molti anni, è la direttrice per quanto riguarda la danza classica. Quindi, perché è fondamentale? Allora, io sto cercando, il mio intento è che il nuovo Teatro Orione diventi un polo di produzione vero, ok? E quindi all'inizio
cominciato a mettere, abbiamo la sartoria, abbiamo il reparto scenografia, abbiamo le sale di danza e tutta sta roba. Ma serve un vivaio, perché il momento in cui tu i ragazzini già da piccoli li cresci in un certo modo e nel professionismo, e quindi con delle regole ben specifiche, ed insegnanti soprattutto molto, molto, molto qualificati. E poi nella danza io ci sguazzo, nel senso che vengo da lì, quindi so chi e chi no. E quindi È questa cosa importante educarli, con... così come stavi dicendo Sì, adesso. Senti Giuseppe, sì, è fondamentale. Giuseppe, noi vorremmo adesso leggere qualche messaggio da parte dei nostri amici che seguono quotidianamente i nostri live. Allora, abbiamo la nostra Dora Mirabello. Buongiorno, Dora è una stilista, avremo modo di intervistarla, noi la stiamo inseguendo da qualche tempo. Ciao Dora, abbiamo Salvo Bucchieri, buongiorno a tutti, ciao Salvo, grazie per essere in collegamento con noi. Abbiamo Antonino Scarpinato, buongiornissimo, ciao Antonino, abbiamo da New York, lui è un siciliano, se ci segue sempre. John Blandi, ben arrivata, bella Katiuska, e a tutti gli amici e ospiti di Io Compro Siciliano. Ciao John, grazie per essere con noi. Ancora Chiara Cascino, il migliore, dice. Beh, c'è anche un cuore, penso che questo arrivi direttamente a te. C'è Sebastiano Musarra, buongiorno Sebastiano, ben arrivato. Mauro Todero, ambasciatore del nostro Go Gol. Chi non conosce l'omino giallo, siciliani, bella gente, è vero Mauro, è proprio vero. Il faraone Palermo, ciao, allora io vorrei fare una nota, scusatemi Giuseppe, devi sapere, questo nostro amico, il faraone Palermo, per noi ormai è diventato un punto fondamentale dei nostri live, perché lui ci scrive tutti i giorni, ci segue, i suoi messaggi sono sempre, insomma, gentili nei confronti nostri, nei confronti dei nostri ospiti, per cui un abbraccio a te, grande amico mio. Buongiorno carissimi amicuzza, il sole e il fascino di Io Compro Siciliano che ti ospuzza. Un bacio. A te Giuseppe, quindi si rivolge a te, bravissimo direttore artista di semplicità del nostro Teatro Orione. L'arte è semplicità e naturalezza ed è proprio Grazie. vero. E Giuseppe è proprio un ragazzo molto semplice, adesso entreremo nel vivo. C'è Vincenzo Spinelli, ciao Vincenzo, ciao. C'è Salvo Dolce, un abbraccio ragazzi, non Un bacio, molliamo. Ciao Salvo. Salvo, ciao, come stai? Come stai? C'è Salvo Bucchieri che dice un abbraccio dalla Francia, perché Salvo vive in Francia ormai da qualche anno, insomma abbiamo tanti siciliani che ci seguono dal mondo. Senti Giuseppe, adesso ringraziando come sempre in regia Paolo Gatto, Marzia Monreale in redazione, tutto il team di Io Compro Siciliano, mi piacerebbe vedere qualche fotografia per entrare un po' in quello che è stato il tuo percorso da direttore in questi 2 anni. Guardiamo un po'. Allora, queste sono alcune fotografie che abbiamo scelto. Ecco qua, Alice nel Paese delle Meraviglie, Giuseppe che interpreta il cappellaio. Abbiamo qui una foto bellissima di Giuseppe, Di come di dicevamo quando prima, era giovane. e ancora qui il Pinocchio. Eh sì. Senti Hakuna Matata, insomma, delle produzioni. Io entrerei un po' nel vivo, perché oggi Giuseppe Minnella è ospite, non solo perché rappresenta il teatro, uno dei bei teatri che abbiamo qui nella città di Palermo, che è proprio il Teatro Orione, il nuovo Teatro Orione, con questo nuovo, dicevo, con questo nuovo brand, perché Giuseppe, tu ne hai dato una tua chiave di lettura e devo dire, mi piacerebbe che tu raccontassi agli amici di Io Compro Siciliano, innanzitutto delle tantissime produzioni, io le ho viste diciamo quasi tutte e sono sempre felice di venire ad assistere, ad applaudire i tuoi spettacoli perché sono compagnie numerosissime, le musiche straordinarie, devo dire che tu anche tecnicamente hai degli pianti che sono veramente al top e mi piacerebbe qui che dicessi Giuseppe ai nostri amici, e qua voglio entrare nel vivo per farvi capire quello che è il senso del non molliamo. Nonostante il Allora, periodo molto difficile, Giuseppe ha continuato a lavorare per migliorare il suo teatro,
acquistando apparecchiature, acquistando veramente tutto di più per essere pronto quando sarà a rivivere nuovamente le grandi emozioni del teatro. Giuseppe. Allora, io diciamo che è doveroso che partire proprio dall'inizio. Io ero lì che avevo aperto questa accademia e mi è stato proposto la direzione del teatro, probabilmente forse per la mia voglia infinita di fare. E di questo devo ringraziare Giuseppe Valenti e Don Mimmo, il Don dell'Orione, ma soprattutto devo ringraziare anche i ragazzi che già c'erano all'interno, tipo Davide Bacino. Davide Bacino mi ha accolto in maniera... Davide Bacino era quello che praticamente viveva il Teatro Orione tutti i giorni. E quindi aveva una sorta di direzione all'interno del teatro. Non è semplice trovare gente che arriva un ragazzo molto più giovane e sentirsi abbracciati in questa maniera. Quindi già questi qua mi ha dato una forza enorme. Allora, io sono entrato nel Teatro Orione, che il Teatro Orione era un affittacamere. In pratica era una specie di era una scatola dove veniva affittata a compagnie, tutte, chiunque, non c'era nessun tipo di direzione, chiunque poteva affittare il Teatro Lione e quello che c'era trovava, prendeva, punto. Allora, io subito ho messo in chiaro che avrei avuto una direzione particolare, perché secondo me un teatro ha bisogno di progettazione a lungo termine. E visto che comunque io mi occupo con la compagnia di musical, l'idea mia è quella di far diventare il Teatro Orione, adesso nuovo Teatro Orione, l'ho messo apposta questo nuovo perché sto tentando di fare un nuovo brand completamente nuovo, perché prima il Teatro Orione nella mentalità comune è il teatro dell'oratorio, mentre il nuovo Teatro Orione è un teatro con 636 posti, non è un teatrino di 50 posti. Nulla togliere ai teatrini di 50 posti che fanno veramente delle produzioni meravigliose, ma sono nicchie. 636 posti è un teatro grosso. Il teatro grosso che ha un parcheggio privato e adesso la prima cosa dice voglio fare il teatro musicale, che fai? Già la parola stessa lo dice, se vuoi fare il teatro musicale la prima cosa da cambiare è la musica. E quindi immediatamente ci siamo imbarcati con Giuseppe Valenti in un investimento epocale. Abbiamo preso un impianto audio di altissimissima qualità, cioè parliamo proprio di fascia altissima. Un impianto dove si sente se mettiamo il brano ad alta definizione, se c'è il violinista che si gratta l'orecchio, si sente che si gratta l'orecchio, impressionante. Quindi questa è stata la prima cosa. Dopo di ciò abbiamo sistemato tutta la parte di luci. Abbiamo comprato una quantità di luci incredibili e ultima cosa che abbiamo preso è stato un proiettore laser da 10.000 ansilumen, una cosa incredibile. Possiamo proiettare scenografie digitali ad altissima definizione, da 6 metri ne sviluppa 12, è qualcosa di incredibile. Giuseppe, quello che tu mi stai raccontando e quello che stai raccontando poi agli amici di Io Compro Siciliano cos'è? Che è importante naturalmente avere i mezzi, perché poi è su questo che diciamo rappresentiamo il vero, quello che tu parlavi prima. Io ho voluto dare un nuovo brand, dicevi prima, no? Cioè il fatto di immaginare di investire, di cambiare anche veste rispetto a quello che è stato il percorso in precedenza, no? Quando noi diciamo cambiamo la veste, camminiamo, cerchiamo di dare sempre il nostro apporto. Sì, una cosa in cui credo tantissimo è la sinergia tra le parti, perché una persona da sola può avere le idee, ma non
non può fare tanto. E quindi, per esempio, già quest'anno purtroppo il coronavirus ci ha bloccati, ma noi stavamo cominciando ad avere delle collaborazioni artistiche di altissimo livello. Eravamo prontissimi per fare una stagione incredibile e in questo io devo ringraziare, io non so se la gente conoscendomi vede questo entusiasmo e si butta in questo tipo di progetto. Non so se faccio questo tipo di effetto, però artisti di fama molto eccellente si erano accostati ad un progetto e un salto un po' nel vuoto, perché può andare bene come non può andare. Però, allora, io molte volte ho fatto analogie un po' con la battaglia, ma non mi piace perché la guerra fa schifo. E quindi adesso ne faccio un'altra. Io è come se mi stia mettendo dentro i migliori semi, il miglior concime, la migliore acqua. Appena avrò la possibilità di avere una terra, sono pronto per la semina. Cioè, sono prontissimo. Senti, Giuseppe, tu non sai quanto queste parole abbiano un senso forte nei confronti di tutti, perché mi è capitato in questi mesi intervistare davvero tanti produttori, tanti siciliani e soprattutto tanti giovani, perché fortunatamente stiamo vivendo anche una parte molto bella di riscoperta della nostra Sicilia, e quindi c'è proprio questo passaggio di testimone tra la tradizione, l'innovazione, quindi i padri che passano ai figli anche le aziende, anche la voglia di costruire questi giovanissimi che decidono di investire qui anche in nuove start-up, partendo dalle cose semplici. Quindi non sai quanto per noi sia bello che tu stia dicendo queste cose, perché è importante, come dicevi tu, seminare in questo momento, ed ecco quando diciamo non vogliamo, per raccogliere quando sarà il momento giusto, ma soprattutto in questo momento cerchiamo di essere utili partendo da noi. Io compro siciliano, sapete, non è un progetto di chiusura, ma è anzi l'invito a partire da noi stessi, da quello che abbiamo vicino, dalle nostre forze, dalle nostre aziende, da chi è vicino a noi. E sicuramente a piccoli passi si percorrono lunghi percorsi e si arriva anche a dei traguardi molto importanti. Senti, Giuseppe, leggiamo qualche messaggio e mi piacerebbe entrare nel vivo dei tuoi spettacoli, quelli che sono stati i musical che tu hai portato in scena, ma anche diamo delle chicche, perché tu stavi lavorando e sicuramente noi verremo in teatro ad applaudirti con quelle che sono le produzioni sulle quali proprio stavi lavorando poco prima che ci fermassimo. Abbiamo Maurizio Tumminia del gruppo Artisti Nostri Amici che dice buongiorno da Artisti Nostri Amici e io compro siciliano. Un grande bacio a te. Maurizio dice ciao Catiusca e Giuseppe Minnella, il Teatro Rione è diventato veramente un grande teatro. Quindi arrivano i complimenti. C'è Giovanni Torre, buongiorno a te Giovanni, grazie per essere con noi. C'è il Faraone Palermo, grazie di cuore Vitazza, grazie a te caro. Senti Giuseppe, parliamo dei tuoi spettacoli, tantissimi musical importanti hai portato in scena. Tra l'altro tu non solo da regista, ma anche all'interno con ruoli importanti, quindi sì. spesso, quindi capite la follia di questo uomo che sale e scende dalle scene, imparando copioni, immagino, tra un appuntamento ed un altro, perché poi no, c'è anche la cosa di imparare i copioni tra un appuntamento ed un altro. Mi piacerebbe che tu ci parlassi degli spettacoli che hai portato in scena, ma anche qualche chicca su quello che è. Vediamo se riusciamo ad estrapolare qualcosa, Giuseppe, su quelle che... Allora, sì, effettivamente diciamo che così è follia. Figurati che una volta c'è stato un problema di posti, che sono stati venduti due biglietti nello stesso posto, eccetera, eccetera. E siccome non si riusciva a sistemare questa situazione, io sono sceso in platea
vestito da personaggio, quindi parrucca, questo e quell'altro, a sistemare, cioè questa persona di qua tipo meravigliata che già vedeva il personaggio, sto qua che gli dava il posto, cioè, quindi diciamo che sì, è un po' una follia, però fondamentalmente io ancora me la sento, fisicamente sto abbastanza bene. Certo in questo momento ho preso 14 kg, infatti ho messo solo la faccia perché altrimenti non c'entrava con la pancia. Non ci crederò né No, ma mai, io ti ho visto poco tempo fa, non ci crederò né ora né mai, non è no, vero. sì, avrò riempito le ossa, non lo so, ma c'è, quindi adesso già sono pronto per buttarlo via. Sì, allora, gli spettacoli nostri, parto sempre dallo stesso punto. Eh, ok, abbiamo iniziato a fare spettacoli per le famiglie. Intanto perché per noi è fondamentale portare avanti un progetto che è quello di riempire di nuovi teatri fra 10 anni. E quindi com'è che inizi a riempirlo? Facendo amare il teatro ai bambini più piccolini, ok? E quindi, però, ci tengo a sottolineare che gli spettacoli che noi portiamo in scena, anche se ha il titolo che è Frozen, ok? Il Frozen che portiamo noi non è il cartone animato, ma è il musical di Broadway. Sono quasi 2 ore e 3 quarti di spettacolo. Ci sono 27-28 brani. Per Frozen addirittura abbiamo fatto il mapping, abbiamo congelato il teatro, abbiamo congelato persone, cioè abbiamo fatto di tutto. Le nostre produzioni, allora, quelle che sono rimaste un po' più nel cuore, ma secondo me per me è per fortuna. Sarà stata solo questo. È Pinocchio, Non in è cui io ero vero, Pinocchio. non è vero, non è No, vero. ma, Bellissimi siete. Aspetta, c'è un messaggio che arriva da Alessandra Pipitone che dice: Minnella, sei sempre un figo, uno degli artisti più coraggiosi di Palermo. Hai visto? allora, Vedi che dici? Alessandra Vivitone è una delle più grandi bugiarde. No, Alessandra Vivitone è un maestro d'orchestra di livello. Ultimamente sono stati a. L'abbiamo intervistata, stupenda. Lei è Intervistata. pazzesca, Ciao ma sia Alessandra. come artista che come persona. È una casinara di quell'incredibile, cioè una Sì. persona eccezionale. Tornando alle produzioni, quelle diciamo un po' più amate sono Pinocchio che è un successo incredibile, l'abbiamo fatto tantissime volte. Eh, Posso testimoniare, veramente bellissima, veramente Quest'anno Peter Pan è andato pure lui anche alla bello. grande, ma veramente abbiamo fatto volare tutti. Allora, io sto cercando di sfruttare al massimo delle possibilità il sito, cioè il Teatro Orione. Figuratevi che nei nostri progetti c'è un palco rotante, vogliamo fare una buca per l'orchestra. L'anno prossimo probabilmente faremo spettacoli con l'orchestra dal vivo. Sì, ma un altro è il nostro Hakuna Matata, che poi è il Re Leone. Noi abbiamo fatto volare Mufasa da 7,5 metri facendolo morire al centro del palco a rallentatore. Cioè, studiamo in tutti i modi con quello che ovviamente abbiamo a disposizione di fare il meglio Direttore, possibile. Sì, senti, noi ormai siamo arrivati a chiusura di questo appuntamento, il tempo è volato è via. volato, Ti sì. volevo fare l'ultima domanda, ma tu, fra i tanti personaggi che hai interpretato, ce n'è uno che ti senti un po' più tuo? Allora, io i personaggi che ho interpretato li ho amati tutti. Figurati che quando ho fatto Peter Pan è stato il mio primo spettacolo in assoluto nelle mie produzioni da quando produco. Quindi ho un amore forte per Peter Pan. E poi quest'anno l'ho portato in scena il giorno in cui è morto Manuel Frattini, che quindi per me è stato di una pesantezza incredibile. Però il ruolo che mi diverte di più in assoluto, lasciamo perdere Casimiro, perché Casimiro è quello di Magie Disney, che in pratica sono io buttato sul palco senza freni. Però è Pinocchio. Eccolo. Pinocchio, infatti lo riporteremo in scena. Pinocchio
io mi diverto da morire. Cioè, Pinocchio è veramente quello che porto nel cuore e anche la gente, perché noi abbiamo fatto votare i nostri spettatori quelle che preferiscono e ha vinto Pinocchio. Pinocchio per me è veramente Senti, un ma personaggio incredibile. Pinocchio come Sì. chiuderebbe questo appuntamento? Allora, Pinocchio lo chiuderebbe dicendo di credere nelle persone e non con quello che si vede esternamente, ma con quello che cerchiamo di conoscere bene le persone prima di giudicarle e soprattutto forse la freschezza nel vivere una vita anche se provano a prenderlo in giro tutti, ma lui è sempre positivo. E quindi le bugie di Pinocchio sono bianche, sono per fare stare bene sempre qualcuno. E quindi chiuderebbe dicendo amateci, amatevi e soprattutto con la vocina da Pinocchio che poi quella Eh? di Shrek anche ti farò il Pinocchio di Shrek che aveva la vocina un pochettino così. Eccolo! Allora, Lo il Pinocchio, aspettavo, lo sì, il aspettavo, lo Pinocchio, il Pinocchio un po' aspettavo, bastardello di lo Shrek. aspettavo, lo aspettavo. Allora, anch'io compro siciliano, anch'io compro siciliano, Aspetta, come Nino non puoi Manfredi. mica cavartela così, sai Giuseppe? Allora, noi siamo andati oltre il tempo, però ne valeva veramente la pena. Siamo felici di essere stati quest'oggi con Giuseppe Minnella. Con noi naturalmente ci si vede domani puntuali alle 12 come sempre. Grazie a Paolo Gatto in regia. E prima di mandare la sigla, Giuseppe Minnella, potresti per favore avvicinarti alla camera? Adesso, visto che Alessandra Pipitone dice che sei un gran figo, dovresti per favore ripetere con me. Io Io compro compro siciliano. siciliano, Ci sempre. piace! Grazie per essere stato con noi. Grazie a Basanetti. te. E Ciao, adesso grazie a tutti. sigla. Ciao Giuseppe. Ciao a tutti.